Siamo pronti? Siamo pronti? Prontissimi, dobbiamo esserlo. È tutto pronto per la 31esima edizione di Friuli Doc che scatterà giovedì 11 settembre alle ore 17:30 con l'inaugurazione ufficiale che si terrà in Loggia del Lionello. La città si sta preparando con allestimenti e stand che stanno per ultimare i loro preparativi per poi essere pronti ad accogliere le decine di migliaia di cittadini e turisti che riempiranno le vie del centro con la speranza che il meteo non faccia scherzi. Ma insomma in questi giorni la città ovviamente è occupata da tutta una serie di attività legate agli allestimenti, ai montaggi, alla messa in sicurezza di alcuni luoghi, l'impiantistica, quindi insomma è partito fisiologicamente il countdown alla partenza che ci sarà proprio giovedì questo, 11 settembre alle 17:30. È una manifestazione grande, una manifestazione importante ed impattante, perché ricordo che sono 33.000 metri quadri occupati da questo evento, sono 16 i luoghi, quindi le piazze, le vie della festa, e ovviamente l'aspettativa è quella insomma di riuscire a fare il pieno anche quest'anno. Qualche ingombro per una manifestazione del genere è chiaro che possa esserci, come per esempio la chiusura parziale di Piazza Primo Maggio, ma l'obiettivo è quello di lavorare tutti insieme verso la stessa direzione, soprattutto per festeggiare il ritorno di Gian Dingrande tra i luoghi protagonisti dell'evento. Ma possiamo dire che chiaramente, essendo un evento di 33.000 metri quadri, è ovvio che la città è quella, soprattutto perché abbiamo deciso di valorizzare Piazza di Maggio con la città dello sport, che abbiamo proprio intitolato a Bruno Pizzul, che rappresenta, come dire, quell'identità friulana più volte anche citata in questi contesti, ma allo stesso tempo Piazza di Maggio diventa un luogo di somministrazione, quindi un luogo di festa dove ci sarà anche un palco per la musica dedicata proprio ai più giovani, quindi Piazza di Maggio assume un ruolo straordinariamente importante in questa manifestazione. Stamattina hanno chiuso la piazza ovviamente, però la circolazione da nord verso sud viene deviata su via Diaz, e quella sud verso nord passa all'interno della piazza, quindi insomma si è cercato il più possibile di mantenere anche con le norme di sicurezza, no? in essere, anche con le indicazioni sulla sicurezza insomma, che la questura e la prefettura ci hanno dato.